Un morto che parla. Giovanni Bosco e il suo intimo amico Luigi Comollo si erano fatta reciproca promessa di pregare l'uno per l'altro e con l'impegno che chi fosse stato il primo a morire avrebbe recato notizia della propria salvezza al compagno superstite, qualora Dio l'avesse permesso. Il chierico Comollo morì in seminario a Chieri la notte del 2 aprile 1839 e nella notte della sepoltura, dal 3 al 4 aprile, mentre Bosco e compagni dormivano, si ode un rumore cupo e prolungato che dal fondo del corridoio si avanza, facendosi sempre più tetro e spaventoso. I seminaristi si svegliano, ma nessuno osa parlare. Il rumore si avanza sempre più. La porta del dormitorio si spalanca, appare una luce che si fa sempre più vivida in mezzo a quel rumore di tuono e s'accosta alla cella di Bosco. Qui la luce diventa vivissima, cessa il fragore e si ode risuonare distinta la voce del chierico Comollo che dice per 3 volte: Bosco, 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 io sono salvo. Il fragore riprende più rumoroso di prima e si allontana. La porta sbatte paurosamente, tutta la casa si scuote come di terremoto e poi ogni cosa tace. I compagni di Bosco balzano dal letto e fuggono all'impazzata. Bosco li chiama, li incoraggia, li calma e racconta loro la vicendevole promessa fatta col Comollo.